Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic ha suscitato un intenso dibattito pubblico e una profonda preoccupazione, non solo a Trieste, ma in tutta Italia. La vicenda, che ha visto la donna rinvenuta senza vita nel gennaio 2022, è tornata al centro dell'attenzione grazie ai recenti sviluppi. In particolare alla seconda autopsia condotta dalla professoressa Cristina Cattaneo, un'esperta di medicina legale di fama internazionale. La professoressa Cattaneo presenterà lunedì i risultati delle sue analisi, frutto di oltre 10 mesi di lavoro meticoloso. Questo nuovo esame si è reso necessario dopo che la prima autopsia non aveva fornito informazioni chiare sulle cause della morte, lasciando molte domande senza risposta. La complessità del caso è accentuata dalle condizioni in cui è stato trovato il corpo di Liliana, che ha reso difficile il recupero di dati significativi. Durante l'analisi, sono emersi due elementi particolarmente significativi. Un'infiltrazione emorragica sotto il palmo destro, che potrebbe suggerire una lotta o un'aggressione, e una frattura alla vertebra T2. Un particolare che solleva interrogativi sulla dinamica degli eventi che hanno portato alla sua morte. Questi elementi potrebbero rivelarsi cruciali per orientare le indagini. Le possibili cause della morte di Liliana oscillano tra l'ipotesi di suicidio e quella di un potenziale omicidio, con un'attenzione particolare rivolta a un possibile alterco. Nonostante le indagini siano ancora in corso, il generale Garofano ha sottolineato che, sebbene non ci si aspetti una certezza assoluta, la relazione della professoressa Cattaneo potrebbe fornire una spiegazione più probabile delle circostanze. Un aspetto chiave da considerare è l'epoca della morte, che potrebbe confermare o contestare le attuali teorie. In particolare, la possibilità che il corpo di Liliana sia stato conservato per un periodo prima di essere abbandonato è un'ipotesi controversa, che necessita di ulteriori conferme. Gli esperti avvertono che stabilire una data precisa della morte sarà determinante per indirizzare le indagini. L'attesa per la presentazione dei risultati della seconda autopsia è palpabile. La comunità e i familiari di Liliana sperano che queste nuove informazioni possano finalmente portare chiarezza in una situazione intrisa di mistero e incertezze. La speranza è che, con l'emergere di nuovi dati, si possa fare luce su una vicenda che ha colpito profondamente l'opinione pubblica e ha suscitato interrogativi etici e sociali. La prossima settimana potrebbe rappresentare un punto di svolta, e l'attenzione sarà rivolta a come i risultati delle analisi influenzeranno le attuali ipotesi. Riusciranno gli esperti a chiarire definitivamente le circostanze della morte di Liliana Resinovic, o il caso rimarrà avvolto nel mistero? In conclusione, la vicenda di Liliana Resinovic merita un'analisi approfondita e un rispetto per la complessità delle indagini. Ogni nuovo sviluppo potrebbe non solo apportare risposte, ma anche contribuire a una riflessione più ampia su temi di giustizia e verità in situazioni così delicate. La speranza è che, alla fine, la verità emerga, portando giustizia e pace a chi ha subito questa tragica perdita. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.